Le multe non servono a niente, il degrado nel salotto del mondo rimane immutato. La denuncia di un fenomeno certamente non nuovo arriva dai San Marco Guardians al termine dei 5 mesi della loro attività di sorveglianza, opera che a sua volta non si può dire abbia fermato i fenomeni ai quali i veneziani sono abituati da anni: bivacchi selvaggi sui gradini della piazza, vendita abusiva di grano per i piccioni e turisti che nei mesi più caldi affollano l'area marciana in tenuta da spiaggia. Come del resto ammesso dalla stessa associazione Piazza San Marco, artefice dell'iniziativa, i guardiani, ammette il presidente Alberto Nardi, hanno tenuto la piazza sotto controllo, togliendo i picchi di malcostume di un problema che evidentemente non è però del tutto risolto. Ci sono infatti ancora zone d'ombra da affrontare nel prossimo futuro, a partire dalla presenza sempre più ingombrante di soggetti provenienti per lo più dal Bangladesh che in barba alle ordinanze vendono abusivamente oggettistica e cibo ai piccioni. Soggetti che molto spesso vengono presi con l'elevazione di sanzioni amministrative altissime che non vengono però pagate. Lo ha fatto presente al sindaco qualche giorno fa, informa Nardi, chiedendo di fare pressioni a Roma affinché le sanzioni vengano a toccare il loro permesso di soggiorno. Considerazioni tutt'altro che inedite: l'anno prossimo la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare in assenza dei vigilanti dalla pettorina arancione. Il progetto è infatti stato messo in stand-by data l'attuale mancanza di uno sponsor interessato a rifinanziare l'iniziativa.